Dalla mezzanotte di giovedì saranno disponibili 100.000 posti per vaccinarsi fino a venerdì prossimo. Grazie ad una fornitura extra di dosi si presenta in Veneto questa opportunità per chi volesse coglierla. Ovviamente le prenotazioni si devono fare sul consueto portale. Da domani sera alle ore 24 chi entra nel portale troverà 100.000 posti con Pfizer e Moderna e avrà la vaccinazione, male che gli vada, entro venerdì prossimo. Entro 7 giorni facciamo questa operazione. L'invito lo faccio ai 20.000 over 60 che ancora sono lì titubanti in attesa ai 100 e rotti mila di quelli che stanno ancora pensando dei 50-59, ma penso anche ai ragazzi che vogliono, diciamo, programmarsi con l'apertura della scuola, e tutti i cittadini. Guardate, non avrà limiti di fascia d'età, però abbiamo un'opportunità come cittadini di avere la vaccinazione che si fa questa settimana, che tradotta vuol dire da venerdì a venerdì. Nelle prossime ore dovrebbe essere operativo anche il protocollo siglato dal commissario all'emergenza, il generale Figliuolo, con le farmacie per i tamponi appunto nelle strutture sanitarie a prezzo contenuto. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 euro, in parte coperto sempre dalla struttura commissariale. Alla fine, all'utente finale, la spesa per un tampone dovrebbe essere dai 10 ai 13 euro a seconda se si tratti di minore o persona adulta. Le regioni hanno chiesto due cose: che non siano fondi del fondo sanitario, ma siano fondi extra eventualmente, quindi che non ci siano fondi che vengono poi sottratti dal fondo sanitario nazionale e poi regionale, e che nel mentre che ci sono questo protocollo nuovo che dura dal 6 di agosto fino al 30 di settembre, gli altri protocolli che sono in itinere con le farmacie, che sono protocolli regionali, vengono sospesi se non si crea troppa confusione. Però è un protocollo che poi uscirà con un'ordinanza, presumo, insomma, del ministro, del commissario. Quindi oggi noi abbiamo solo fatto queste osservazioni, dopodiché siamo in attesa che esca, insomma, il testo ufficiale. Quindi il costo in farmacia non sarà più di 26 euro? Oggi il costo è 22 perché l'avevamo già abbassato. Il costo sarà di 15 euro, almeno così è scritto nel protocollo che noi abbiamo visto, e non sarà di 15 euro al cittadino finale, ma potrebbe essere 10, 12, 13, cosa deciderà il commissario rispetto a quella quota che verrà messa dal commissario per l'emergenza.